Sarà Andrea Mandorlini l'allenatore del Padova Calcio anche per la prossima stagione. Confermate dunque le indiscrezioni che volevano il tecnico di Ravenna sulla panchina biancoscudata, prolungando così l'intesa con la società. Il mister ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. La società ha apprezzato le qualità tecniche e umane del sessantenne ex giocatore dell'Inter. Ora attorno a Mandorlini dovrà prendere forma anche la squadra, che la società vuole competitiva per salire in Serie B nei prossimi campionati, magari centrando la promozione già nel 2021. Per Mandorlini si tratta in pratica di un prolungamento del lavoro già impostato nei primi 6 mesi della stagione poi bloccata dal Covid. L'allenatore ha sempre detto di voler restituire qualcosa a una piazza importante come Padova, dopo che nel 2007 aveva interrotto per sua scelta il rapporto per accettare la proposta del Siena in Serie A. La volontà è quella di impostare un progetto tecnico che porti alla promozione. Il raduno ufficiale di biancoscudati intanto è fissato per il 17 agosto e prevede, dopo un primo periodo di allenamenti a Padova, il ritiro in montagna. Intanto è ufficiale l'arrivo di Simone Della Latta, centrocampista in arrivo da Piacenza, dove ha giocato le ultime 2 stagioni. 27 anni, buona esperienza di categoria, ha firmato per 2 campionati. A breve infine arriverà l'ufficialità di Jefferson, contratto di 1 anno.